Manifestazione dei residenti di Via Cellaro, Vicenne, Pozzo Pantano, Ponte Olmo e Pantano della città di Sora per portare l'attenzione sulla messa in sicurezza di Via Cellaro, troppo spesso protagonista di cronache giornalistiche a causa delle condizioni in cui versa. I residenti si sentono costantemente in pericolo e sono stanchi delle numerose promesse. Ci troviamo qui su Via Cellaro. Dalle ultime cose che sappiamo, nel 2017 sono arrivati i famosi 400.000 euro, però tuttora oggi non vediamo lavori fatti per questa arteria. L'ultima notizia di ieri mi parla di 250.000 euro, però i cittadini sono stanchi, visto che sta finendo il periodo della famosa maggioranza che sta in comune, vogliamo una risposta sia dai consiglieri che abbiamo eletto qui alla zona, ce ne abbiamo 3, e dal nostro sindaco Roberto De Donatis. E un'altra cosa che volevo sottolineare è il problema più sentito in questi giorni dei famosi comitati di quartiere, che quando è partita sta cosa dalla sottoscritta Simona Castagna ad oggi non vediamo il bene per questo comitato di quartiere, perché qualcuno mi dice no, ci manca la sede, ci manca quello e ci manca quell'altro, ma io non credo che sia una cosa di sede, perché se vorrebbero fare qualcosa, anche perché quella che deve organizzare queste cose è proprio lei. Gli altri membri si stanno dando da fare, stanno facendo richieste eccetera, però non vengono ascoltati. Allora quello volevo chiedere anche al sindaco, cioè sta cosa fatta dei comitati di quartiere a cosa serve? Io spero che non serva per altri scopi politici, almeno lo spero. E sarei stato onorato di vedere anche la presenza di Simona Castagna, anche perché abita a 100 metri. Purtroppo non ci ha dato questo onore. Io la ringrazio ugualmente, però io andrò avanti con le mie forze e ripeto, come volontario, Massimo Di Ruscio, un semplice cittadino volontario. Non intendo entrare in politica o fare favoritismi a destra, a sinistra, a centro, eccetera. Però adesso i cittadini mi hanno detto no, Massimo devi parlare tu, Massimo devi parlare tu, e va bene, mi metto io a disposizione per tutti quanti, tanto è quello che faccio. Ripeto, sempre come volontario, Massimo ci rimette solo soldi e tempo. E sindaco, Simone Castagna, noi volevamo le risposte. Via Cellaro quando le iniziate? Dateci una risposta. A me mi viene da fare una riflessione. In questo quartiere risiedono non solo cittadini, ma anche amministratori. Visto che gli amministratori non sono presenti, ma non è che il problema della sicurezza lo avvertiamo solo noi cittadini e gli amministratori non lo avvertono. I fondi sono a disposizione già da un po' di tempo. Perché non sono stati spesi? Ma non è che, aspetta che ci sta nel 2021, non mi ricordo, le elezioni per caso, ma non è che qualcuno sta aspettando di arrivare fin sotto le elezioni per poi poter dire avete visto come siamo stati bravi ad aggiustare Via Cellaro? No, siete stati asini, perché se i fondi ci sono da 3 anni, se voi i soldi li aveste spesi prima, ci saremmo risparmiati 3 anni di insicurezze, 3 anni di incidenti, 3 anni di morti. Su queste cose non si scherza. È questo il problema che sentono i residenti del quartiere. Nella mattinata di lunedì 22 giugno le proposte avanzate dai cittadini durante il dibattito sono state formalmente consegnate presso gli uffici dell'ente comunale.